Le donne provano la temperatura del ferro da stiro toccandolo. Brucia, ma non si bruciano. Respirano forte quando l'ostetrica dice non urli, non è mica la prima. Portano i figli in braccio per giorni in certe traversate del deserto, dei mari sui barconi, della città a piedi su e giù per gli autobus. Le donne hanno più confidenza con il dolore. È un compagno di vita. È un nemico tanto familiare da essere quasi amico. Ci si vive, è normale, ma alzare l'asticella della soglia di sopportazione può anche costare la vita. Buonasera, ho voluto aprire questo momento di incontro tra tante donne che rappresentano l'associazionismo agrigentino e non solamente con questo estratto da un libro di Concita De Gregorio che si intitola proprio Esercizi di resistenza al dolore, perché introduce benissimo la tematica per la quale queste donne oggi sono qui con noi in studio. Oggi è il 25 novembre, è una data storica purtroppo per l'assassinio delle sorelle Mirabal e anche oggi noi qui da TVA, insieme a le più belle espressioni dell'impegno sociale femminile della nostra città, vogliamo riflettere su questa tematica che purtroppo declina una escalation di violenze che culminano troppo spesso in omicidi, anzi in femminicidi, che è cosa ancora più grave. Vi dicevo, vogliamo dimostrare in questa sede, da qui lanciare un messaggio contro la non violenza, dimostrando che tante associazioni, la Chiesa, l'associazionismo femminile come vi dicevo, il teatro, il cinema, tutti sono dei mezzi che possono lanciare un forte messaggio e che da queste donne che sono qui oggi nel nostro studio vengono utilizzati molto spesso in questa direzione. Tutto questo oggi lo facciamo con Marina Arnone, presidente dell'Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia. Facciamo ancora con Giusica Reca, attrice e donna impegnata nel sociale, con Carola De Paoli, presidente dell'Associazione Donne Elettrici, con Maria Giovanna Gualniera, vicepresidente della FIDAPA, Angela Megna, presidente dell'Associazione Ciac Donna, Olga Milano, presidente del SOR Optimist e ancora Antonella Gallo Carraba, presidente dell'associazione che gestisce Telefono Aiuto, e Sabina Schifano, che è la legale di questa associazione. Io vorrei subito partire con Marina Arnone, un aspetto, vi dicevo, per il quale anche la Chiesa è impegnata su queste tematiche. La vostra è un'associazione di donne che ha una singolarità, è approvata dalla Chiesa e nel suo lavoro evidenzia la necessità di utilizzare processi di spiritualità per, attraverso la cultura, lanciare messaggi sociali. È un'operazione molto complessa e molto valida. Come la realizzate? Grazie Margherita per questo invito che ci hai rivolto, e io credo che prima di iniziare a parlare delle attività del convegno Maria Cristina di Savoia, che è un'associazione solo italiana, quindi è nazionale, che è radicata ad Agrigento dal 64, volevo accennare al motivo per cui si chiama convegno Maria Cristina di Savoia. Maria Cristina era una principessa di Savoia, chiaramente sposata con il re delle due Sicilie, morta giovanissima dopo aver dato alla luce il Francesco. E a questo punto questa donna durante la sua vita aveva fatto tanto del bene, per cui a distanza di 100 anni dalla sua morte si decide a Roma
di creare un gruppo nuovo che si stacca dall'azione cattolica classica e abbina momenti di spiritualità, momenti di profonda cultura, e quindi sono sorti i convegni. E solo in Sicilia sono 11, è la regione che presenta più convegni. Nella nostra provincia abbiamo Sciacca e Ravanusa. Abbiamo dei legami forti con il nazionale, ci sono dei programmi nazionali. Tornando alla tua domanda, attraverso la presentazione di testi e di persone, amici che hanno affrontato le tematiche della donna sfruttata, abbiamo percorso e rientriamo sicuramente nell'ottica del 25 novembre, in quanto la Reginella Santa, perché abbiamo avuto anche la beatificazione di Maria Cristina, risponde appieno a una donna che si è battuta per i diritti delle donne. Lei viveva nel secolo XIX, muore a 24 anni e ha protetto le ragazze povere sfruttate del napoletano. Ha anche appoggiato delle situazioni imprenditoriali, quindi è donna moderna ante litteram, attraverso l'approfondimento e la conoscenza profonda delle porcellane di Capodimonte e delle setterie di San Leugio vicino Caserta. Grazie Marina. Giusica Reca, una donna impegnata nell'arte, ma che è riuscita ad utilizzare l'arte per, vi dicevo, lanciare dei fortissimi messaggi sociali. L'abbiamo ritrovata impegnata sui temi della mafia, tantissimo, sui temi delle donne, certamente. Ecco, Giusy, come può dunque l'arte intervenire su questa scottante tematica? Io ti ringrazio per questa domanda che reputo molto importante. Potrei risponderti con un nome, Daniela Carrasco, che è quella mima che in Cile è stata uccisa e forse è stata anche violentata, torturata. E lei era un'artista di strada perché praticamente con la sua arte, con la sua abilità artistica, lanciava un messaggio contro il regime di Piñera. Io credo che l'arte sia un veicolo importantissimo. Di per sé l'arte non solo sulle cose, su temi, tematiche che riguardano la violenza, in generale, poi l'arte può essere bellezza, può donare anche felicità. E tu sai che io sono stata impegnata anche in politica, ebbene però io mi rendo conto che le persone, quando tu invece in teatro reciti un monologo, sia che parli di violenza di genere o di abusi, o che parli di speranza, che parli di felicità, e se riesci a creare un'empatia con il pubblico, con la gente che ti ascolta, allora io credo che trasmetti qualcosa di importantissimo e che può rimanere, può fare riflettere e può rimanere anche nella mente e nel cuore di quella gente. 2 anni fa, insieme ad Anna Maria Tedesco, abbiamo raccolto delle testimonianze, storie vere di donne, un po' da tutta la Sicilia in verità, e poi abbiamo estrapolato 10 di queste storie e ne abbiamo fatto uno spettacolo che è stato anche rappresentato al Tempio di Giunone. Erano 10 storie tutte diverse l'una dall'altra e che erano di donne che si raccontavano con ironia. Ebbene, io credo che là in quel parterre c'era un pubblico molto variegato, molto eterogeneo, fatto da donne e fatto anche da uomini. Io credo che anche là noi abbiamo trasmesso un messaggio culturale importantissimo. Questo è un fatto culturale, un dato culturale. Non a caso ogni volta che ci sono anche nel mondo delle dittature, la prima cosa che si intende colpire è chi vuole dire la verità attraverso il teatro, attraverso il cinema. Moltissimi anni fa fu fatta un'assise a Roma, e concludo, che raccolse tutti gli intellettuali e tutti gli operatori del cinema e del teatro, dell'arte in generale, e fu un momento di grande cultura che poi si proiettò per quegli anni in molte delle cose che riuscirono a trasmettere anche alla gente, a chi ha ascoltato qualcosa di veramente bello e unico.
Quindi credo che sia un valore aggiunto anche a tutto quello che c'è in giro rispetto anche alla violenza di genere e a tutte altre tematiche. Grazie Giusy. Carola De Paoli, c'è stato un forte impegno, io un po' ho seguito le vostre molteplici iniziative e c'è stato, dicevo, un grosso impegno dell'Ande anche sul fronte della comunicazione. Voi avete dimostrato che informare bene serve a creare una società più consapevole di nuove sfide. Ecco, Carola, qual è il ruolo che può avere la comunicazione anche sul fronte di questa tematica? Innanzitutto devo dire che la nostra associazione, che è nata in Italia nel 1946 con uno scopo precipuo, e che era quello appunto di stimolare una maggiore coscienza politica negli elettori e soprattutto nelle elettrici, che per la prima volta esercitarono il diritto di voto, ha man mano nel tempo, in questi quindi 73 anni, sviluppato la trattazione di moltissime altre tematiche, oltre che rimanendo sempre fissa la sollecitazione alla partecipazione al voto da parte di tutti gli elettori, quindi come una costante prevista nel nostro statuto. Si è occupata anche di altre tematiche come sotto forma di un focus sociale, direi. Trattando temi nazionali o anche più squisitamente locali, ma tutti riconducibili a in tre grandi direttive che sono molto semplicemente, possiamo sintetizzare, nella giustizia sociale, nella migliore qualità della vita e nelle pari opportunità tra le donne e gli uomini. Ed è proprio in questo contesto che noi possiamo affermare sicuramente con tranquillità che l'Ande ha sempre seguito nel tempo l'esercizio dei diritti da parte delle donne in un regime paritario con gli uomini. Quindi di recente, per recente intendo in modo particolare nell'ultimo decennio in cui abbiamo assistito nella nostra nazione ad una crescita esponenziale del fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze di genere, quindi dell'uomo sulla donna, l'Ande si è mossa principalmente, diciamo, in due direzioni. Naturalmente una ferma condanna, questo non è mai poco dirlo, ma anzi è necessario sempre ripeterlo. E da una parte ha cercato di trasmettere alle donne, a tutte le donne, la consapevolezza, una forte consapevolezza di intervenire con un'azione di contrasto nei confronti di questa sottocultura che cerca di legittimare sia i maltrattamenti nei confronti delle donne che la disparità nei loro stessi confronti. Quindi questa è una forma di persuasione morale, diciamo, nel cui clima, quindi un clima di persuasione morale in cui l'Ande si muove sia al proprio interno che socialmente nei confronti delle donne maltrattate di tutti quanti, diciamo, di tutta quanta la società. Hai detto bene tu, Margherita, perché ci siamo molto mosse con una comunicazione. La comunicazione è ritenuta dalla nostra associazione un elemento fondamentale per approcciare questo gravissimo problema sociale, sia in termini di conoscenza che in termini di prevenzione, perché in effetti a monte del problema ve ne è uno tra gli altri pure molto importante, che è quello del saper riconoscere questa violenza che viene esercitata, perché in genere si tende a circoscrivere, a limitare la violenza di genere solo all'aggressività fisica, quindi ci si dimentica che invece, o quantomeno forse non si sa, che la violenza di genere comprende le vessazioni psicologiche, comprende la violenza sessuale, i maltrattamenti che vengono effettuati a vario titolo, i ricatti economici, quindi anche i piccoli gesti quotidiani che talvolta, proprio perché sono piccoli ma
comunque esercitati in modo continuativo, sono molto insidiosi e che vanno individuati e fermati fin dal nascere, fin dal proprio nascere. Concludo dicendo che effettivamente era necessario portare a fare un'opera di un'attività di conoscenza diffusa quanto più possibile in due direzioni, sia nei confronti dei giovani, quindi dei giovani intendo gli studenti, e nell'ambiente stesso della scuola, che è il più idoneo per l'ascolto da una parte e dall'altra, quindi sia da parte del formatore sia da parte di chi ascolta, e quindi in questo caso una comunicazione con valore di formazione e nei confronti di tutte le altre donne con valore di informazione. Grazie, grazie Carola De Paoli, è quello che proprio oggi, 25 novembre, si sta cercando di fare con questa trasmissione, con questi contributi che vedete sono tutti differenti uno dall'altro e proprio per questo ciascuno porta una ricchezza straordinaria al dibattito. Maria Giovanna Guarniera, voi avete come FIDAPA svolto un ruolo particolarmente incisivo perché siete partiti veramente dall'inizio con un documento che si chiama la Carta dei diritti della bambina. Di cosa si tratta? Grazie per l'invito intanto. La Carta dei diritti per la bambina è, direi, un documento quasi unico nel suo genere. Fa riferimento a quella che era la Carta dei diritti del fanciullo dell'ONU nel 1989, però mentre la Carta dei diritti del fanciullo parla di entrambi, maschile e femminile, la Carta dei diritti si limita soltanto al genere femminile, cioè tenendo conto di quelle che sono le sensazioni, le sensibilità, le differenze anche fisiche fra ragazzi e bambini, le bambine che poi saranno quelli un domani uomini e donne. Quindi parte già da bambini per cercare di formare una cultura generale e sociale al fine di poter bloccare, fermare, cercare di diminuire quello che oggi è diventato... Avevi una copia di questa Carta dei diritti della bambina? Sì. Potremmo anche, se riusciamo a inquadrarla... È una carta costituita da 9 articoli. Ecco, perfetto. Che oggi è stata riconosciuta e adottata dal nostro comune attraverso una commissione straordinaria nella primavera scorsa e noi abbiamo portato all'interno, grazie all'ASP di Agrigento, di 3 reparti ospedalieri del San Giovanni di Dio, la nostra Carta dei diritti della bambina, nel reparto di ginecologia e ostetricia, nel reparto di neonatologia e nel reparto di pediatria. Grazie Maria Giovanna. Olga Milano, il Soroptimist, anche altra associazione femminile che tanto si batte per i diritti delle donne, ha dato vita ad una iniziativa che a livello nazionale e a livello locale ha anche riportato l'assegnazione di premi, la stanza tutta per sé. Vogliamo ricordare di questa stanza tutta per sé, come funziona e chi volesse, come può accedervi? Sì, e questo rientra all'interno di un progetto ampio e specifico che riguarda un po' il contrasto alla violenza di genere, che è uno degli obiettivi specifici che noi abbiamo come associazione. Voglio un po' anche, in questo quello che è fondamentale è che il Soroptimisti è proiettato verso proprio il rafforzamento del ruolo della donna nella società, ma questo non tanto per modificare o per rafforzare la condizione femminile, ma più che altro rafforzare il ruolo della donna per poter migliorare
la nostra società. Allora il contrasto alla violenza di genere è chiaro che richiede da parte di ognuno di noi un'attenzione specifica, condannando qualsiasi violenza, perché è come una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. La stanza tutta per sé in verità e quindi si inserisce, no, in questa attenzione specifica della donna, che va aiutata e sostenuta innanzitutto per uscire dal silenzio in cui purtroppo le donne vittime di violenza sottostanno, quindi aiutarle ad avere parola su questo, sostenerle rispetto a questo percorso che sicuramente non è facile, e soprattutto aiutarle a separarsi da quello che è un contesto familiare o relazionale che è sicuramente dannoso per la donna, ma soprattutto il più delle volte è dannoso per chi sta vicino, e penso ai figli. E allora la stanza tutta per sé è proprio quello spazio dedicato alla donna. Nasce nel 2015 da una una firma di un protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e si stende ancora, si sta anche rivalutando. Proprio oggi la nostra Presidente ha firmato un ulteriore protocollo con l'Arma dei Carabinieri proprio per ampliare, no, questa opportunità e questa collaborazione che noi come associazione diamo sul territorio. Quindi, dicevo, la stanza tutta per sé è uno spazio, inizialmente uno spazio fisico che il Sor Optimisti ha arredato, rendendolo il più possibile all'interno delle caserme e delle questure. Noi ad Agrigento, nella caserma dei Carabinieri, abbiamo proprio una stanza tutta per sé. Questa stanza è uno spazio, sì, uno spazio fisico, ma che serve a comunicare alla donna che va a denunciare un'attenzione particolare rispetto al suo bisogno, un'accoglienza, una attenzione alla sua sofferenza. Grazie. Angela Megna, Ciak Donna significa un'attenzione verso le problematiche femminili che dura veramente da tantissimi anni, con tantissime attività che avete posto in essere nel tempo. Siete stati veramente tra i primi. Adesso non so, però ci racconti, Angela Megna, un po' di questi lunghi anni di impegno di Ciak Donna. Sì, l'associazione è nata come registrazione, è nata circa 11 anni fa, perché noi operavamo prima assieme all'Arci, infatti abbiamo fatto il servizio civile e siamo stato tutor del servizio civile per dei ragazzi che abbiamo condotto proprio in una zona degradata di Agrigento, Villa Seta, e l'abbiamo condotta proprio sui diritti umani. Poi abbiamo continuato con dei film sempre sui diritti umani, per cui a un certo punto abbiamo deciso di rendere pubblica questa associazione, e siccome abbiamo portato avanti il tema dei diritti umani proprio con il cinema, l'abbiamo chiamata Ciak Donna per questo motivo. Perché abbiamo sentito il bisogno di dare vita a questa associazione? Ci siamo accorte che la donna negli anni 70, tu lo sai benissimo, ha portato avanti tante lotte per poter affermare i propri diritti. La legge sull'aborto è stata fatta, poi quella sul divorzio e così via. A un certo punto ad Agrigento
negli anni 70 c'era una società molto viva, le donne erano molto vivaci, molto vive, contribuivano moltissimo a mandare avanti questa società. Ma negli anni 90, diciamo, la donna agrigentina sembrava quasi come tornare indietro. Ci siamo accorti che c'era qualcosa che cominciava a non andare, no? E allora abbiamo deciso proprio di dar voce a questa associazione per poter collaborare con le istituzioni e quindi frenare, in un certo senso, questo ritorno, come un chiudersi in se stesso c'era nella donna. E quindi attraverso il cinema, attraverso vari incontri che abbiamo fatto con i ragazzi nelle scuole, abbiamo cercato di portare avanti il concetto della persona, abbiamo portato avanti appunto, ci siamo interessati moltissimo del problema del femminicidio che negli anni cominciava ad accentuarsi sempre di più. Infatti è stata la prima associazione che è uscita fuori perché ha capito che il convegno rimane qualcosa di chiuso in se stesso, bisognava andare sul territorio e quindi siamo scesi in piazza a fare i flash mob, siamo andati nelle scuole e molto spesso i ragazzi si sono dimostrati molto sensibili alla tematica. Però noi riteniamo che il problema intanto è un problema culturale e lo si vede anche nel modo di parlare, cioè tu vedi che se c'è un ragazzo che alza la voce, che grida, allora dice ma guarda come si impone, se c'è una donna che alza la voce è quest'oca che si sente in un pollaio, cioè già la comunicazione è diversa fra maschio e femmina, insomma diciamo quella rivolta al maschio e quella rivolta alla femmina. Però riteniamo che la scuola da sola si può contribuire, può creare una determinata cultura, ma ci vuole anche l'appoggio della famiglia, perché sin dalla prima infanzia che va di pari passo con il degrado sociale che stiamo vedendo, a cui esatto. assistiamo e quindi è molto difficile. Ed è un problema che non interessa soltanto le donne, vedi, ma interessa soprattutto gli uomini. E quindi insomma dobbiamo un po' vedere, speriamo di poter sensibilizzare ancora di più soprattutto gli uomini in modo che abbia rispetto delle donne. E di fatto stiamo vedendo questa sera come vengano fuori tutta una serie di proposte, di lavoro, di impegni che sono, vi dicevo poco fa, diversi l'uno dall'altro e che quindi riescono ad incidere su fette di società differenti. Quindi con questo lavoro capillare ci auguriamo di riuscire quantomeno nel tempo ad arginare questo fenomeno. Antonella Gallo Carrabba, ma Telefono Aiuto e anche questa associazione sul campo ormai veramente da decenni, qual è la situazione attualmente ad Agrigento e in provincia? Sì, appunto dici bene, Telefono Aiuto dal 2003 che gestiamo il centro antiviolenza Telefono Aiuto. È stata una felice intuizione per il nostro territorio, in quanto si è capito che la donna vittima di violenza aveva bisogno di un servizio che si occupasse esclusivamente di violenza e di maltrattamenti, che fosse il luogo dove finalmente poter raccontare il segreto che spesso da anni si porta dietro, perché ricordiamoci che una donna che vive questo dramma all'interno della sua famiglia, all'interno del rapporto coniugale, molto spesso lo traduce come un segreto con se stessa. Quindi trovare un luogo dove appunto il centro antiviolenza con delle operatrici specializzate che le offrono nella riservatezza e soprattutto nell'anonimato la possibilità finalmente di raccontare e di farsi aiutare, dando appunto fiducia
e facendole capire che finalmente anche lei è degna di quel rispetto che qualcuno negli anni le ha tolto. Dal 2003 dicevamo appunto che Telefono Aiuto si occupa di questo servizio, ma oggi sono arrivate, abbiamo ormai superato veramente la soglia di oltre 7.000 chiamate. Questo sta a significare che finalmente la donna ha preso coscienza, ha preso consapevolezza che finalmente il problema della violenza non è qualcosa che riguarda la coppia, non è qualcosa che riguarda lei e suo marito e la sua famiglia, ma è qualcosa che riguarda anche la società. Quindi anche la società è pronta ad aiutarla e la può aiutare appunto dando a lei la possibilità di tutta una rete di servizi che va dai servizi sociali, va alle forze dell'ordine, va ai tribunali, va alle associazioni, e che oggi qui presenti ce ne siamo una bella fetta della nostra città, che sono solidali con la donna. Quindi come se ognuna di noi se la prende per mano questa donna e la conduce piano piano fuori da questa spirale della violenza. Grazie Antonella. Sabina, cos'è che induce le donne a sopportare, una volta entrate in questa spirale di violenza, queste angherie, non uscirne fuori, conviverci e morirne tante volte? Allora, la donna, quindi in questo caso parliamo della famiglia, parliamo di una donna che evidentemente ha un vissuto matrimoniale doloroso, che diciamo, l'esperienza ci ha insegnato si arriva a sopportare per il fatidico bene della famiglia. È colpa del proprio coniuge, io non sono capace a gestire la situazione, mi prendo tutte queste colpe, però arriva un momento che questa donna, o perché vede toccati i propri figli, o perché riesce, grazie alle associazioni presenti sul territorio, a questa attività culturale che evidentemente è alla base per dare le giuste informazioni, per dare il giusto coraggio, riesce in qualche modo ad approcciare lo stesso telefono aiuto e acquisirà quell'autostima, quella capacità di arrivare anche a una denuncia, perché il dramma del sommerso, della violenza soprattutto all'interno delle mura domestiche è proprio questo, la difficoltà che una donna che si aspetta dal proprio marito, dal proprio compagno di essere amata, di essere protetta, in realtà di fronte ad un vissuto di vessazioni, di maltrattamenti, arrivare alla denuncia diventa difficile, perché vuol dire denunciare il padre dei propri figli, vuol dire andare incontro ad un futuro incerto se noi non mettiamo in campo tutta una serie di strumenti. Ecco, ma sono attualmente ben tutelate le donne che denunciano? Di fatto chi denuncia ha le spalle coperte, a cosa si espone? La legge quali sono le misure che pone in essere per tutelare queste donne? Allora, alla base dei nostri discorsi ho sentito dire 1000 volte la cultura. È un problema culturale e anche dal punto di vista normativo è un problema culturale, perché il legislatore recepisce la realtà delle cose per poi trasformarle in regole di comportamento. Per cui proprio vivendo il clima che si è creato nel nostro paese, i fatti di cronaca che escono fuori, è uscita la necessità di trovare degli strumenti di contrasto che nel nostro ordinamento fino a pochi anni addietro non c'erano. Oggi siamo arrivati a parlare di atti persecutori, quindi non più soltanto di violenza fisica che determina lesioni, di violenza, maltrattamenti all'interno della famiglia. Abbiamo inquadrato il problema della violenza psicologica tramite gli atti persecutori, per cui la donna
si trova in uno stato di ansia, di angoscia che la porta a cambiare le proprie abitudini di vita e così a ottenere diciamo, delle condanne per il proprio stalker, per il proprio persecutore. Si arriva a tutto quel pacchetto di norme per cercare di arginare il problema del femminicidio, cioè a dire l'omicidio della donna in quanto tale. E oggi finalmente abbiamo una importante novità. Si parla di codice rosso proprio per stare un po' a significare questa corsia preferenziale delle denunce che riguardano delitti sulla violenza di genere o comunque maltrattamenti in famiglia. Adesso ci ripetiamo perché dobbiamo anche saperne di più di questo codice rosso. Però Antonella, rispetto a un fenomeno che è palesemente in escalation, la violenza sulle donne, che parte anche da un costume di uso della violenza della nostra società, ormai diventato di uso comune, cioè si è violenti nel porsi verbalmente e immediatamente dopo alzando le mani, è una cosa che fa parte, diciamo, di questa nostra società. Quindi dico, questo malcostume diffuso quanto incide e quanto aumenta a crescere il fenomeno? Purtroppo dobbiamo dire che aumenta perché ormai lo vediamo anche andando nelle scuole. Spesso troviamo e sentiamo molte richieste di aiuto da parte di ragazze, specialmente le ragazze si rivolgono a noi, che ci dicono che il proprio fidanzato non le permette di andare alla gita scolastica, non le permette di frequentare un'amica solo perché a lui non va a genio. Questo sopportare, noi facciamo capire appunto alle ragazze quando si rivolgono a noi, questo tipo di cose, già il fatto stesso di rinunciare ad andare alla gita scolastica solo perché al tuo fidanzato non piace, questo è un indicatore importante, perché domani quella stessa persona, quello stesso ragazzo che oggi è un adolescente, sarà un uomo, sarà un marito e sarà appunto colui che poi sarà un potenziale maltrattante, mettiamolo così. Quindi dobbiamo lavorare con i giovani, dobbiamo partire appunto dalle nuove generazioni, e questo oggi che vediamo i ragazzi molto tecnologici, sempre online, le chiamiamo appunto generazione online, dove sono pronti alle nuove conoscenze, c'è quasi un passaggio all'indietro, perché nel rapporto a due purtroppo spesso si tende a gestire questo come la mia ragazza, la mia donna non va a questo perché a me non piace. Quindi questo senso di possesso e di proprietà nel trattare la propria compagna, allora ci porta ad essere sempre in prima linea, a noi che lavoriamo in questo campo. Io sono ormai 16 anni che mi occupo di questa tematica. Ogni giorno è una scoperta negativa di quelli che sono i rapporti tra marito e moglie. Quando bussano alla porta del nostro centro dopo aver fissato l'appuntamento, perché ripeto, per garantire l'anonimato e la riservatezza diamo la possibilità appunto di cercare l'appuntamento, quindi di cercare tutte quelle strategie in maniera tale che la donna abbia fiducia nell'operatore principalmente. E questo quando loro si presentano, e ricordiamoci soprattutto di sfatare una vecchia credenza, che è quella di pensare che la violenza in famiglia avvenga soltanto nelle famiglie con multiproblematiche, nelle famiglie dove manca il lavoro, dove ci sono vari problemi di alcol, magari da parte del marito, o perché non lavora. Assolutamente no, perché appunto la violenza molto spesso è insita proprio nel carattere della persona, quindi è lì che dobbiamo agire ed è appunto lì che dobbiamo partire dai giovani. Grazie Antonella. Io adesso
Avevamo previsto un contributo di Giusy Carreca nella sua veste di attrice, così abbiamo concordato che ci leggesse un brano molto, un estratto, sì, è chiaro, che si inserisce in maniera perfetta in questa tematica e ci dà la possibilità di ulteriori spunti di discussione, ma anche di vivere per un attimo quello che è il dramma. A te, Giusy. Per 17 anni, 17 anni, mi riempì di lividi, scottature, usò il coltello, l'accendino, non smetteva mai. E anche se per dei mesi non succedeva niente, la minaccia era sempre lì, la promessa. Prima me le dava, poi mi tirava su da terra e si metteva a piangere, appoggiava la testa sulla mia spalla. Ed io lo amavo. Per anni ci credetti che avevo bisogno di lui. Me l'ero meritato. Tutto quello che mi succedeva, mi dicevo, me lo sono meritato perché io lo provocavo. Ero totalmente inutile. Succedeva perché gli avevo dato un uovo troppo cotto, perché il sedile del cesso era bagnato, perché... Mi distrusse. Ma io non smettevo di amarlo e pensavo che non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Ero senza speranza. Come lui mi diceva, non ero buona a niente. E per anni credetti che quella fosse la cosa più importante, l'unica cosa che contava. Io avevo bisogno di lui mi faceva vedere come si faceva, lui mi poteva punire. Ero una scema, buona solo per scopare, e nemmeno troppo brava se era per quello. Così diceva lui. Per questo andava con le altre. Ma non riesci mai a farci l'abitudine. Anche il fatto che già te l'aspetti non ti aiuta molto. È una cosa sempre nuova, sempre orribile. Il dolore è sempre nuovo. C'erano dei giorni in cui non sentivo nemmeno il dolore. E quelli erano i giorni migliori. Vedevo quello che stava succedendo, ma non significava niente per me, come se non succedesse. Riuscivo a non badare a niente, a restare sospesa nell'aria. Non esistevo. Ero un fantasma. Vagavo nel vuoto. La gente si voltava dall'altra parte come se non ci fossi. Osservava per un momento le ferite e poi basta. Uno sguardo al di là della mia spalla e via. Non c'era niente da vedere. Nessuno mi guardava. Giravano gli occhi da qualche altra parte e ce li tenevano fissi. Io potevo camminare per le strade, stare seduta in chiesa a sentire la messa, andare a fare la comunione, potevo andare ad aprire la porta, salire sul treno, entrare nei negozi, tanto nessuno mi vedeva. Potevo farmi spazio a gomitate o lasciare passare gli altri davanti a me. Potevo dire per favore, grazie. Potevo sorridere e salutare, dire ciao, arrivederci. Potevo camminare tra la folla. Io le vedevo tutte quelle persone, ma loro non vedevano me. Vedevano la mano che allungava i soldi, la mano che teneva aperta la porta, vedevano il piede che si provava la scarpa, vedevano la bocca da cui uscivano le parole, vedevano i capelli quando me li tagliavano e poi sentivano l'odore dell'alcol. Ah! Vedevano i lividi, i bernoccoli. Ah beh, ma allora, poveretta! Credevano al loro naso, ma non ai loro occhi. Mia madre mi guardava e non vedeva niente. Mio padre non vedeva niente e gli piaceva quello che non vedeva. I miei fratelli non vedevano niente. Come stai? Benissimo. Chiedetemelo. All'ospedale. Per favore. Chiedetemelo al centro sanitario, in chiesa. Chiedetemelo, naso rotto, denti che ballano, costole incrinate. Chiedetemelo. Nessuno mi vedeva. Stavo benissimo. Ero a posto, ero caduta per le scale, avevo sbattuto contro la porta, ero andata a sbattere contro il tacco della sua scarpa
era il mio piccolo segreto e mi aiutavano tutti a mantenerlo. Non vedevano me, la donna che non c'era, la donna che non aveva niente che non andava, la donna che era a posto, la donna che sbatteva nelle porte. Bellissima, credo che in questa interpretazione di Giusy veramente ti ringraziamo perché c'è tutto, c'è questo dolore invisibile, c'è la solitudine di queste donne, ci sono le promesse di questi uomini che comunque quel circolo vizioso per il quale si crede che possano cambiare. C'è il colpevolizzarsi e c'è il tutto è consentito perché comunque io non valgo nulla. Sono tutte delle tematiche che credo che voi riscontriate quotidianamente, Antonella. Sì, la lettura mi faceva pensare a tanti discorsi che ogni giorno ascoltiamo al telefono aiuto. Queste storie di queste donne a volte ci danno l'opportunità di entrare dentro quelle case, di entrare dentro quei rapporti che oggi siamo abituati a chiamarli malati, quei rapporti fatti di amore da parte della donna, di un amore che a volte rasenta per noi l'assurdo, ma molto spesso ci raccontano di queste botte, ci raccontano di rapporti di tanti anni, di violenze, di sopraffazioni, di insulti. Semplicemente tu sei una buona a nulla, tu non vali niente, tu non hai la capacità di fare niente. E questo niente, dirselo dire tante volte,